amici, bentornati nel canale. Lunedì scorso vi ho raccontato la prima parte del magnifico weekend della Via dei Berici. Oggi tocca la seconda, quella dove ho partecipato all'evento gravel, quella più calorica, quella più turistica, quella dove vi ho visti pedalare tutti con il sorriso, grazie a ciò che insieme agli altri ragazzi abbiamo messo in piedi. Ragazzi, buongiorno, partiti per la Via dei Berici gravel, siamo ancora tutti insieme anche nel gruppo mountain bike, Piazza Castello. Adesso cerchiamo di uscire dal centro, siamo un bel gruppone, 600 persone, tanta roba, siamo felicissimi. Per questi 100 km sono previsti 6 ristori, un po' nuvoloso ma in teoria dovrebbe uscire il sole più tardi, speriamo. Dai, divertiamoci. Hola, ciao Tino! Occhio ragazzi, andiamo, ale. Questo è il barrage e se qua è un cavalcavia pensa alla tecla dopo. Siamo usciti dal centro, adesso stiamo andando in direzione di Torri di Quartesolo, vicino al centro commerciale Le Piramidi, perché ci sarà il primo ristoro con le torte, qualche bevanda calda, perché sì, siamo partiti alle 8:30 e sì, essendo ottobre fa abbastanza freddo, cerchiamo di risalire un po' il gruppo, andiamo in cerca di qualche vape. Sterrato, come apre? Andrea, Capponi! Primo trattino sterrato. Adesso prendiamo la ciclabile che ci porterà appunto al primo ristoro. Da qui al ristoro sono circa 6-7 km, tutto sterrato, strada bianca mega scorrevole. Taglia all'interno secco sull'erba all'inseguimento di Simone qui davanti che apre il mountain bike. Sui pedali il nostro rider. Io in realtà stamattina sono abbastanza in crisi di fame perché non ho fatto colazione, in realtà perché nell'iscrizione era compresa la colazione con caffè e craft. Occhio Tina, occhio a destra, occhio passo a destra. Molesto è l'offesa più educata ma più brutta che uno ti possa fare. Vai. Come si accomodi. Grazie, la ringrazio. Fatte 2000 volte quest'anno ste strade qua, ma non stancano mai. Che paesaggi meravigliosi. Stanotte ha piovuto tanto, adesso è venuto fuori il sole, non c'è neanche un po' di foschia. Io spero che la giornata sia tutta così perché darà molta soddisfazione. Ristoro numero 1, che figata, torte fatte in casa, caffè, tè, vino, crostini, tanta roba, è pieno di gente. Sono contento che il lavoro che abbiamo fatto stia rendendo felici le persone, vederle col sorriso è qualcosa veramente di impagabile. Ma adesso ripartiamo perché se no ci raffreddiamo e il prossimo ristoro sarà veramente... Adesso direzione Treviso Stiglia, entriamo nella ferrovia che poi lo era effettivamente. Direzione poi San Pancrazio, piccolo pezzettino di asfalto ma si rientra subito nel gravel. I Giangi a tirare il trenino, pronti a rientrare, ce la siamo goduto un po' troppo al ristoro. Sì, ma ne hai di pelo sulle curve comunque per essere il primo giro in gravel che fai, dategli un windsurf e vi costruirà un grattacielo. Eccoci, Treviso Ostiglia, si va adesso, veloci come un treno.
Ragazzi, siccome il Giangi comincia a avere la sua età, non è che si può calare un po', per favore? No, è lui che vuole aumentare. Dritto, dritto papà, dritto. Entrati nella Treviso Stiglia ci si rende conto di quanto fortunati si è ad avere una ciclabile del genere. Questa qui, come detto prima, era una ferrovia che ovviamente collegava Treviso a Ostiglia, ed è bellissimo perché ti fai una valangata di chilometri ma senza trovare macchine, al sicuro. Figata veramente, che bello, che bello, che bello. Occhio! Occhio! Usciti dalla ciclabile si prende adesso San Pancrazio, la salita bellissima, e adesso si va al secondo ristoro, ragazzi. Costa San Pancrazio, ultimo strappettino per arrivare al secondo ristoro. Si sente già la musica, cominciamo a vedere persone. Attenzione, passo a destra, grazie ragazzi. Oh, che figata. Che figata. Per fortuna in questo ristoro c'era un DJ che sparava la musica a tutto volume e ci faceva divertire. Per sfortuna però, per una questione di copyright, non posso farvi sentire l'audio di queste clip. Certo che in questo piccolo villaggio che è stato creato c'era un'energia e una voglia di star bene che ha reso l'esperienza a detta di tutti incredibile, con tanto buon cibo in un posto magnifico. Ripartiti, che bello! Musica, porchetta, formaggi, bigoli con l'arna, crostini, birra, vino. Che bello veramente, sono stra mega contento perché tutto questo ripaga veramente tanto. Bello sì, ma non ci fermiamo perché ne mancano ancora tanti. Adesso scendiamo, andiamo in direzione Lumignano per prendere la Tecla. Oh, Dio, mi uccido! Oh mamma! Ed è cross, signori! Oh! Shit. Che jolly. Iniziata ora la salita gravel più bella dei Colli Iberici, la Santa Tecla, conosciuta da tutti. Salita epica, non dura, molto pedalabile, fondo perfetto, non manca tantissimo già al terzo ristoro. E voi direte, ma succede poco tra un ristoro e l'altro? Esatto, perché ce ne sono talmente tanti che ogni 15 km ci si ferma. Senti come spinge il bigolo con l'arna, senti come spinge. Com'è? Bene, bene, pieni, siamo pieni. Bisogna spingere però, perché in salita non va su da sola. Com'è? Dura dietro di lui. Grandi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Finito tutto. Grazie. Aspetta che facciamo il timbro. Ciao. Ripartiti dal ristoro Coldiretti, c'è una bella rampazza, Adesso vado fuori strada. No, guardate, per dedicarvi qualche attenzione. Adesso scendiamo verso il lago di Fimò e poi si sale in direzione Perarolo. Bello, si sta di nuovo annuvolando. Caldo freddo, non si capisce, non sappiamo come vestirci, ma dai, va bene, va bene. Fortuna che non è ripida, dai, è facile la ripartenza.
Arriva. Tutto al 16, picco al 17. Oh, piano. Si scivola. È scesa. Bella impervia. Ma com'è che continua a superarti ma sei sempre davanti tu? 67 km, 700 metri di dislivello, siamo arrivati al lago di Fimò, stiamo facendo il giro alto, qua adesso la compagnia mi ha abbandonato, sono andati avanti, io mi sono preso un po' indietro per fare qualche ripresa, però onestamente con tutto il lavoro che c'è dietro questi eventi qui voglio godermelo a pieno, senza fretta e gustandomi ogni metro. Lungo. Belli infangatini, iniziamo la salita del Raposo, 3,5 km, 200 metri di dislivello che ci porteranno al ristorio di Berici Woods Camp. Dovrebbe esserci la ciurma là ad aspettarci, ho grandi aspettative anche per i prossimi 2 ristori. Ce lo dobbiamo conquistare questo ristoro. Ci è arrivati. Ma col 2.10 finito lì non si andava su. Faccio, dai, guarda me. Non lamentarti. Io una slick. Oh santo Dio. Ciao ragazzi. Ciao. In questo punto abbiamo trovato dei panini favolosi, speck, soppressa e porchetta, le palle dei Berici che sono dei biscotti di frolla con il parmigiano, tanta roba anche quelli, e brownie accompagnati ovviamente da birra e vino, tanta roba. Adesso portage is not a crime. E noi invece andiamo, si va. Grande, grazie, passa a sinistra, devo riprenderla. Grazie. Oh shit, no, questo bruciare alle gambe è qualcosa che voi non siete ancora pronti a provare. Piano, perché bisogna andare forte? Questo fango qui ti invita ad andare piano. Direzione adesso Marin, Porta dei Berici, baccalà alla vicentina con polenta. Cosa dici Simo? Comincia a non bruciare. Eh sì, ma già subito allora? Subito vecchio! Beep nel video. Raga, follia gianti, Cioè stacca la gente con la full in grave. Che nel video questa? No, ma impazzisce. Grazie mille. Ciao. Aspetta, perché anche qua c'è subito una rampazza. Siamo partiti da Tenuta Marin, la splendida location famosissima dei Berici, una delle più iconiche, con gli aerei. Adesso ci passiamo di fianco, elicottero, aerei, carri armati. Bellissimo, mangiato da Dio ragazzi. Il baccalà e lo scoppetone sono qualcosa di veramente illegale, mamma mia. E tutto sommato, io l'ho detto in battuta, ma in realtà veramente abbiamo mangiato più calorie di quelle che abbiamo consumato. Ragazzi, dopo 2 scrollate è sega. Ce la fa? Ce la farà? Beh, qua sì, dai.
Come va su? Come va su? Oddio! Oh signore! La pendenza non rende, ve lo assicuro. Questa era la PS dell'enduro dei Iberici di qualche anno fa. Oh santa madre! A few moments later. Perché effettivamente ragazzi mancava da tanto tempo un ristoro, Prima dei ma quello col candido è andato. Ristoro abusivo tra l'altro, madonna, in discesa così, inaspettatissimo anche per me che faccio parte del direttivo, io non me lo ricordavo. Bello, ci hanno fatto bere sto petardo che praticamente è il mosto del vino del Tokai, buonissimo, leggero, una figata ragazzi, che giornata sta venendo fuori. Il meteo ha tenuto, adesso scendiamo più o meno ad Altavilla e poi ci dirigiamo verso Parco della Pace. Raga, dopo 105 km, 1300 metri di dislivello, tanta fatica, tanti sacrifici, ma posso dirvi che è veramente stata una figata. Contento soprattutto di vedere le persone che grazie al lavoro nostro comunque sono contente, sorridevano, erano contente del cibo. Per noi questo è impagabile ed è veramente il top. Grazie, spero che anche voi abbiate apprezzato, anche se da uno schermo, quello che è stata la Via dei Iberici quest'anno. Grazie davvero, ci vediamo alla prossima, ciao raga.